Una giornata importante, tutti al rinnovato stadio Collura per onorare Marco Ferrera. Siamo col fratello Gianluca. Gianluca, oggi la famiglia ha voluto donare un defibrillatore per questa nuova struttura. Sì, assolutamente. Il nostro primo pensiero, il nostro pensiero quotidiano va sempre a Marco. Questo lo doniamo alla società e alla comunità di Porto Empedocle per ricordare Marco e tutto quello che Marco ha fatto sia per la città sia per la società per cui giocava, che è l'Empedoclina, per tutti gli anni. Ricordiamo sempre che i ragazzi volevano bene a Marco e lo ricordano sempre come il capitano Marco Ferrera, e quindi con questa piccola donazione, chiamiamola piccola, noi vogliamo ricordare Marco e ringraziare anche in un certo senso anche quello che la società e la città ha fatto anche per nostro fratello. Sindaco, un bel pomeriggio qua al rinnovato stadio Vincenzo Collura, perché la famiglia di Marco Ferrera, un grande capitano dell'Empedoclina, ha voluto donare un defibrillatore. Sono segnali importanti per noi in città. Certamente è un pomeriggio di grande emozione nel segno della memoria di questo grandissimo capitano dell'Empedoclina, indimenticato e indimenticabile, sempre nel nostro cuore, vivo e presente anche grazie proprio ai suoi genitori, al fratello, alla cognata e a tutti gli amici e coloro che lo ricordano. Noi lo riteniamo sempre presente qui, il suo spirito aleggia su questo stadio anche a proteggere i tanti giovani, gli amici, perché lui credeva fortemente nella gioventù, nel valore dello sport, dedicava tutto se stesso, quindi sempre col sorriso sulle labbra, e noi vogliamo ricordarlo e sorridere sempre con lui.